Un quarto d'ora di paura. Una grandissima tempesta, non so come spiegarmi perché sembrava che cadessero tutte le case giù, alberi che si muovevano. Siamo stati interessati ieri da questo fenomeno che probabilmente è stata una tromba d'aria, anche dalle foto che abbiamo, dai video che abbiamo raccolto in queste ore come testimonianza. Mi è appena stato comunicato anche rispetto al cimitero di Pieve di Soligo, ci sono stati dei danni ai loculi, alle coperture e tantissimi alberi caduti come quelli che vedete alle nostre spalle in questo parco. C'è un parco, il Parco del Soligo, perché per una parte importante verrà chiuso fino all'intervento di bonifica di un grande cedro che ha dei rami grandi come degli alberi che si sono incastrati a mezza altezza. Per il quartiere del Piave, da Pieve di Soligo a Farra non c'è pace. Prima la violenta grandinata di una settimana fa, poi la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì, facendo volare coperture, pannelli fotovoltaici dai tetti, sradicando alberi, una ventina, quelli di grandi dimensioni, caduti a Pieve. Tromba d'aria. È durata un quarto d'ora con un acquazzone di un quarto d'ora che ha portato l'acqua un metro sopra il livello dei tombini. La grandinata dello scorso 25 luglio aveva provocato gravi danni ai tetti di case e aziende. Il nubifragio delle ultime ore ha ulteriormente aggravato la situazione, come racconta la titolare del chiosco caffè che porta ancora evidenti segni dei chicchi di ghiaccio caduti che avevano danneggiato la copertura. Pioggia che mi ha allagato praticamente l'80% del locale. Fino a dove è arrivata l'acqua? Fino a qua abbiamo pulito, ma era tutto che galleggiava, sedie, è rimasto ancora di qua un po'. Avete dovuto tener chiuso? Sì, perché non si poteva lavorare. Danneggiati i tetti e gli impianti fotovoltaici di alcune aziende della zona industriale, colpita anche la copertura del centro commerciale di via Vittorio Veneto, danni che si aggiungono alla conta di quelli causati dalla grandinata di lunedì scorso. E anche il lavoro fatto nel corso di questa settimana per pulire, per mettere in sicurezza il territorio da cartelli pericolanti o altro è stato in parte vanificato, dobbiamo riprendere tutto da zero. Voglio rassicurare cittadini e imprese che lo stato di emergenza attivo da luglio sarà esteso ai territori colpiti. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello stato di emergenza nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Così il presidente del Veneto Zaia, dopo l'ultima ondata di maltempo, e purtroppo le previsioni per le prossime ore parlano di nuovi rovesci temporali con possibili fenomeni di forte intensità su gran parte della regione, in particolar modo tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Alla luce di questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione fino alle 12 di domani. L'allerta meteo che noi abbiamo ricevuto ieri prevede maltempo fino a domani alle 12, per cui attualmente abbiamo aperto anche il COC.